Consigliere comunale, lei ha qualcosa da dire in merito a delle istanze che ha fatto che però l'amministrazione comunale non le ha risposto. Cosa esattamente? Ma non solo l'amministrazione comunale è sorda, io non solo condivido questa manifestazione dei precari, ma la rilancio. Sulla vicenda precaria è venuto il momento di farne una questione morale, locale e propositiva. Sappiamo tutti che ormai il comune di Agrigento non può fare a meno dei lavoratori precari perché negli anni hanno acquisito competenze tali indispensabili affinché il comune va ad erogare i servizi. Un mese fa io ho chiesto all'amministrazione e ai dirigenti 3 relazioni, nello specifico abbiamo tra l'altro questa richiesta che è stata firmata da tutto il Consiglio Comunale, cioè dai 30 consiglieri comunali. Abbiamo chiesto una serie di relazioni inerenti il numero di precari, i settori dove sono preposti, in più abbiamo anche richiesto con quella nota una serie di altre relazioni attestante lo stato finanziario del Comune di Agrigento e se vi sono i presupposti per andare a stabilizzare i precari. Ebbene, da allora a qualche settimana fa l'amministrazione con i dirigenti sono stati sordi, sicché abbiamo rilanciato quella richiesta. Consideri che questo tipo di relazioni entro 3 giorni devono essere depositate all'ufficio di presidenza. Io personalmente ho diffidato questa amministrazione a rilasciarmi le carte perché sulla base di cosa scrivono con contezza e con coscienza. Quindi l'amministrazione è sorda e addirittura il sindaco Firetto ha dichiarato che è contrario alla quota 100. Il sindaco Firetto ha l'obbligo di stabilizzare, verificare la stabilizzazione, riqualificare questo personale perché ci sono, a mio avviso, tutte le condizioni per stabilizzarlo. Prendiamo solo atto che il sindaco e l'amministrazione si girano dall'altra parte.